Questo l'ho fatto fresco fresco. Sta mia nannanza a caffè. Ma ha chiamato vostro marito? Dalla finestra sopra la cucina. E che volevi? Non l'ho capito bene, è il tramoscena. Io che sto? Anna cucina, su ste caffè. Anna, c'è un caffè. Bevita per la cavara. No, niente. Ma su ste caffè ve l'avete pigliato. E se no come vi sostenete? Piccere, pigliatevelo poche caffè. Io se non mi pino pochi caffè, ma dormo a letto. Raffaele, si può bene pochi caffè? Aspettate, visto che ho dato Don Pasqualino rispetto. Prego. Pasqualino. Raffaele, porta altre 2 tazze. La piglia, che lì da cucina 3 ce ne Stefano. Aspetta, bevo primino. Buongiorno. Buongiorno, pastore. Buongiorno. Donna Conce, buongiorno. Che volevi? Volevo capire, tu ti fermi qua o vieni? Ha già fatto tardi, me ne devo andare. Pietà. Non mi ha già bevuto manco un caffè. Qua ha bevuto vostra moglie. Oh, Raffaele, e a me? È finita? Come è venuta? La figlia da fare la macchinetta piccola, giusto per noi. Iad. Ma vaga. Donna Conce, Don Luca, come va? È come dai. Ieri sera è venuto il dottore, l'ha guardato, ha fatto una brutta fama. Ma la notte ha dormito? No, niente. Chiama Nicolì, vola Nicolì, un'arte. La verità, io tengo un buon presentimento coppa a Don Luca. Che la ieri sera non si è sentito buono. A me Don Luca non mi ha contenuto. E che è? Quello, il braccio sinistro non lo muove più, la lingua si è ritirata tutta quanta e quando parla non si capisce niente. Donna Conce, ma intende? Ma viene che la casa va a chiedere. Qualche volta sì, qualche volta no. Ieri sera mi sono avvicinato e l'ha giurito. Non cambia! Ha giurito, non cambia. So io, la concetta tua. E se mi ha guardato e poi mi ha detto, tu sei Don Basilio. Don Basilio? E chi è su Don Basilio? E che ne saccio? È rimasta impressionata perché una ventina di giorni fa gli ha chiamato per un barbiere di Sivigno San Carlo. Oh, San Carlo. Ci regalai di certi biglietti. Che lo vero mi pare Don Basilio. Piccere, ma che è stato? E non niente, che l'Alberto è rimasto senza caffè. Mamma, glielo vogliamo dare un poco di brodo, papà? È caldo. Niente, mamma, dice la stampa sta, quello mi si è assopito un po', qui che è deciso da caffè. Sì, è meglio che lasciate riposare un poco. E quando si sceta lo riscaldate un'altra volta. E il dottore, quando è da venire il dottore? Deve essere già a casa. E tu Basile? E gli ho affannato telegramma a Nicolino. Tutta Mamma, amore, di venire. Olga, io me ne devo andare. Vattene. Arrivederci. Arrivederci, statevi bene. Arrivederci. Nidu, ma sei contenta, mamma? Che ti ricetta? Ti ricetta chi lo porta? Giuro, ma che ci fai pace con tuo marito e che fornisce tutto qua. Hai visto che succede? Mamma, non può dire di più. E Anna Concetta, ma lei non ci poteva mai immaginare che le è successo. Poteva mai immaginare. La bella mia è tenuta a capa tosto. E decide. E siccome che io a Luca ieri non ci ha fatto sapere mai niente. Gli avete fatto buono? Che ti ha fatto buono? Infatti 3 sere fa è stato come la mazzata, povero. Se si è detto ma si è visto in niente. E basta quella Così. Infatti per chiamare Nicolino è in data. E ho terzo telegramma che fa sì. Ma Nicolino non sapeva.
Perché o marito l'ha lasciata. Se ne aiuta immediatamente. Hai capito? Sì. Se n'è andato da certi parenti suoi fuori Roma. Che non la muovere più. Cose pazze. Io me ne devo andare. Arrivederci. Arrivederci, statevi bene. Arrivederci. Arrivederci da pastore. Olga, io me ne devo andare. E vattene. Sei sempre l'eterno indeciso. Hai ragione. A me mi pare che te ne varici non ho fatto. E sentiamo che mai varice. E mo non me la ricordo più. Sei scordato. Ah, che faccio? Torno a pranzo per mangiare. E se vuoi tornare, torna. Io faccio un poco di pasta al burro. Ah, va bene. Donna Conce, io rimarrei ancora, ma devo mostrare il mio campionario a un cliente. Ma che se non portessero cliente? Quello viene da Milano. Ma che ne sta combinando che la mane... Penso milanese. Ma va. Mamma, ma senti, che dici tu, ma figlia, come una Ho fatto il telegramma. Qua, sai il resto. Mamma, e papà come sta? Ma stai assumendo poca, mamma. Non ti fa segno. State zitta, mamma, hai capito? Hai visto sta povera creatura mia? Come si è ridotta? Sono 3 giorni e 3 notti che sta solo vicino a chi lui è. Gli scalano palazzo. 20-30 volte al giorno. Vado dottore o farmacista, dottore. Figlio mio bello, cuore mamma soia. E dicevano che non più di Che fate proprio tardi, ma non c'è io. Arrivederci. Arrivederci, statevi bene. Arrivederci. Arrivederci, don pastore. Olga, non mi dire niente, io me ne devo E andare. vattene. E lui, guarda, E cagli. Vuoi sapere se è venuto Nicolino? Spani sempre con Nicolino. Ma bene Nicolino, ma mi la va. Papà, tu volete un po' di brodo? E che sono dai fritto un brodo a papà? Ma la riscaldava. Papà, vieni a bevare, dai. No, signore, e tu dottore ognuno un ciambio. E non è passata, no? No, signore, non è ancora un momento. Stai zitto tu. State zitto, mi sono confronto e posso parlare. Sentiamo fare questo momento. C'è questo momento. Donna Conce, o dottore? Passa Dio. Ho appena tazza di caffè, mio figlio ha fatto 3 minuti. buongiorno a tutti. Buongiorno, dottore. Raffaele. Ho appena tazza di caffè, dottore. Grazie, lo prendo volentieri perché stamattina sono uscito in fretta. Io mo segno e mo vaga più bari. Prego, dottore. Allora, ha riposato stanotte? Ma che? Ci ha tenuto sveglia tutto quanto, dottore. Va bene. Don Luca, come andiamo? Certo. Ma voi state una bellezza. Così belli sentiti voi. Nicolino! No, non è Nicolino, caro mio. Io dottore, è venuto dottore. Dottore! È venuto dottore. E dite che c'è venuto pure a trovare. Onna Carmela. A lui. Pastorelli. Don Lucio, dobbiamo fare una bella gara. A signora Olga, donna Alberta, a signorina Armida. Tutto quanto l'hanno venuto a trovare. Don Luca! Una bella festa quando starà bene seduta. Sì, dobbiamo brindare, dobbiamo Basta! E che maniere sono queste? Ma ci sta troppa gente qua dentro, ve l'ho detto pure ieri. No, ma tutta questa gente sono venuti da poco. Io sola ci ho tenuto compagnia a una concetta stanotte. Dottore, questa è la febbre che ci hanno fatto pigliare. Fatemi vedere, e voi uscite che gli togliete l'aria. È uscita, Oh, chi può farci una cosa? Aspetta, che dice il dottore e poi me lo va. Mamma mia, ma pigliarla una decisione una buona volta. Va, Io mo va, segno va, e va, va. vaga più caffè. Ma vengo pure io. Mamma, il brodo.
Dottore, pochi brodi e pollo. Dopo, voglio prima visitarlo. Accomodate. Che una concetta? Oh, scusate, dottore. Una concetta, ma non capisco, le scarpe dietro al letto. No, quelle se le nascosto perché sennò il figlio se li vendeva. Addirittura. Già, io come vendevi scarpe papà. E pare che ti metti per scuola. Io mi vendevi scarpe papà. Già, perché non ti è venuto un cappotto di scarpa mia. E che c'entra? Quella è stata una combinazione. No, e tu ma abbiamo Sì, combinazione. una è una cosa. Va bene. Andiamo meglio. Andiamo meglio, dottore. Meglio. Oh, Marunella mia, grazie. Marunella mia bella. Luca, vieni. Luca, tu che hai il tuo dottore. Andiamo meglio. E che? Non dice niente. Guardate. E che c'è? Ecco, l'altra volta quando Steve poco buono parlava solo tu e poi non dice niente. Ma guarda là, là, chi ci sta? Che la bella faccia di mascherona Carmela. Allora, ma vedi che nessuno. Sì, era per me. Lucari, ma perché non ce racconta donna Carmela? Oh, fatti le fagiole. E qual è sto fatto il fagiolo? Ma volete montare? Ragione. Oh, venite poverina. Il getto mi fa tutto sempre sciupatti di maggiore. Quanti altri tempo fa? Arrivo. I culini. Quando vedi i culini? Va bene, non mi perdere mai. Allora, e quando abbiamo prima fatto il fagiolo? Sì. Dio maggiore. La mattina mi sai un po' di febbre. Gette con getta. Bisogna chiamare il dottore. Dice, però non c'è. E sono soldi buttati. Io domani non tengo niente. Io no, bisogna chiamare il dottore, perché sennò poi è la combinazione. La combinazione è poi peggio. Gente ci mette la cosa in capo. E tu, ricetta visita, ma ricetta non c'è, come dice? È una cosa viscerale. È una cosa viscerale, non deve mangiare, se mangia non bascia la febbre. Arrivo. Quel giorno Concetta che mi fatti i fagioli per la pasta. Io va bene, fagioli per la pasta. Adoro i pasta e fagioli per tutta la casa. Un capolavoro. E voi certi oggi, io non mi sento bene. E tu hai fatto i fagioli per la pasta. Ma uno mi permette, ecco. Gente con gente ho fatto il brodo. Gente che quando stanotte parlava. Io sono tremenda. E non come sono io. È tremendo. Poi un pianotte, gente aveva pigliato sonno. Io scendo al dovette e vai in la cucina. Perché io so che quando si fa la messa e fagioli a casa mia basta per 3 giorni. Ecco. 3 giorni. 3 giorni, perché ci piace scappata per sera e anche fredda per merenda, ecco. Ma dai, lì secco da qui, io cucciare. Mi tirava su piede, io le pasta e fagioli.
e trucchi ma faccio tutta la quelle qui alla mattina non deve neanche un po' di pepe, niente, mi ci dai frisco, mi ci dai, oh mi ci dai, Frisco. frisco, e tu scienziato, avete visto? Se mangiavano non passava la pepe, che ciucci. Beh, io me ne vado, delle visite importanti, Mo vi accompagno. come volete. Ma voi venite domani mattina. E che venga a fare domani? Come? Su, fatevi coraggio. E soprattutto fate coraggio alle donne. Solo un miracolo, Don Pasqualino. Solo un miracolo. Ma non credo che ce la può fare. Ma voi che state dicendo, dottore? Ad ogni modo, se ci sono novità, mi mandate a chiamare. Buona giornata a tutti, state buoni, Don Luca. Arrivederci, dottor Camarone mi accompagna. Ninu, vieni a dare una mano a mamma, che quello tra poco mi arriva tutto quanto nata moda. Ma conserva, ma aiuto pure io. Ho una candela mia che scostumava. In 3 giorni se ne sono andati 2,5 kg di caffè. Ma capisco, tanto è loro. Quello perché sto venendo, Ma mo ce lo vado a dire io, Facete buono. Che lo ce leva nell'aria chi lo poverillo. E che diamine. Donna Concetta. E che fai tu qua? Donna Concetta, non me ne cacciate. Iatave, Voi non sapete da 3 giorni quello che sto soffrendo. iatave. È vera. È stata tutta colpa mia. Ma credetemi, mo volesse trovare sottoterra. Sono 3 notti che passeggia a Bascio Palazzo. E mo è sceso il dottore. Donna Concetta, volevo baciare la mano a Don Luca. Non me la negate questa grazia. Dico lì, gente, è venuto lì. Hai visto, Lucari, hai visto? Che piacere che mi fate, che piacere. Dico lì, che tutto quanto diceva, dico lì non vi, ma ero sicuro, dico lì va bene, va bene, dico lì, va bene. Adesso devo fare l'uomo, non devo stare a sentire la cattiva gente che vuole il male della famiglia. Inucci, dove sta Inucci? Sto qua, papà, sto qua. La mamma, fate pace in mia presenza e giurate che non vi lasciate più. Giurate. Non c'è, hanno fatto pace. Buongiorno Nicolì. Donna Concetta! Donna Concetta, è arrivato Nicolino. Oh, mamma mia! Don Nicolino! Buongiorno mamma. Come sta papà? Che piacere, che piacere. Voi siete nati l'uno per l'altro. Io vedo un bene, io vedo amare, io stare sempre assieme, io vedo male lasciato. Guarda. Vado mettere volte a Concetta, povera donna. Concetta ha sofferto assai, povera donna, assai. Un vasino, a dove sta un vasino?
Ma sì. Tocca papà. Come si anche fatto papà. Non sei io così. Hanno fatto papà. Hanno fatto papà. Ma si riesce dietro, si passa. Uesce. O tempo si uesce. Così. Mi piace. Un presepe, Sì. Torniamo. È vero ieri, è vero ieri. E lui sei, è lui sei. Che in fondo agli occhi miei ci sia la tristezza di chi vuol nascondere un'altra verità.